L'idea del personal reader è l'idea sostanzialmente di continuare a fare il libraio al di fuori delle mura tradizionali dove si è soliti incontrare un libraio. Personal reader in realtà è un'etichetta che identifica la personalizzazione del servizio, per cui la mia idea, sondando un po' questo settore, è stata quella di dare, offrire al cliente, al lettore, un servizio un po' più personalizzato, per cui sulla base di un'intervista che mi permette di conoscere meglio i tuoi gusti, da lì io cerco di aggiornarti con dei libri che il più possibile appunto si avvicinino alle tue scelte e ai tuoi gusti. La parte dell'itinerante è una parte che consegue la scelta del personal reader, perché per dare più comodità a questo servizio l'idea è stata quella di appunto avvicinarsi direttamente a domicilio, in azienda e per riuscire a fare meglio secondo me questa parte personalizzata. E l'itinerale poi a un certo punto appunto si è un po' calmato da quando poi sono attraccato la mia nave nel porto di Thérèse e quindi poi da personal reader solitario adesso poi siamo diventati in due. Credo che noi ci siamo incontrati soprattutto perché ci siamo riconosciuti come due persone che a partire dal libro poi hanno voglia di raccontare delle altre storie e in questo è il modo in cui io ho sempre fatto il mestiere, anche tradizionale, cioè venire alla libreria Thérèse vuol dire andare in un luogo in cui sai che ci sarà qualcuno che per un po' ti racconterà qualcosa, puoi scegliere anche di non farlo ovviamente. E quindi questa dimensione narrativa, no? Tante volte è come se noi prendessimo un libro e poi lo riraccontassimo in un modo diverso, facendolo diventare anche qualcos'altro. Questo direi che è stato forse la scintilla che ci ha innamorati. La scelta di mettere in scena Il libraio suona sempre due volte, che tra l'altro ha un copyright qui di Castelfranco Veneto perché è l'assessore Saranna che ha dato questo nome a una serata che prima si chiamava Ma che se ne fa di tutti quei libri, che è un'ispirazione canettiana, diciamo. Ed è stata l'evoluzione naturale dell'andare nelle case a parlare di libri, perché a un certo punto è stata la gente a chiederci di poter invitare degli amici e si è creato quindi un pubblico e quindi siamo passati dalla dimensione più intima a domicilio a quella un po' più scenica, anche se poi noi ci teniamo a dire che siamo librai e quindi non siamo degli attori, ecco, cerchiamo di mantenere l'autenticità del nostro mestiere che è raccontare storie. Ci onora innanzitutto essere qui perché ci sembra una bellissima manifestazione l'idea di tornare a Castelfranco dopo qualche mese e farlo inaugurando questa appunto manifestazione ci inorgoglisce molto. È una bella cosa, sento dire finalmente da tanti, non lo so se finalmente, sicuramente è un bel dono che si fa a una città, quella di offrire un'opportunità come questa.